allora ci siete, eh? Dai, ci siete, sì. Ne volete ancora? Di più? No, di più no. Un po'. Va bene, allora proseguiamo, perché questa mi sembra proprio adatta alla situazione. E questa ve la vogliamo dedicare. Perché questa è... ve lo dico piano, non una bottiglia, le ragazze una lacrima ed un bacio, nel bagaglio una latte, una coperta, un po' di mate, una chiave da 10 fili di ferro, una mappa, qualche libro, un paio di indirizzi, hermanos, questo è con Dios. Nonostante le cadute e le rotture del motore, avete attraversato il continente, sfruttate da mangiare, sofferto freddo e fame, hai parlato con tutto, stasera mi passi, noi vero stai col mondo invelenati, con le bruschi sicuri, nostre dali giù all'inferno, ti accordati nel ricordo con te, addio non per dire salire come sei, dalle vestite lungo, ore verdi a mancare, io mi sempre verdi, strisci un veleno, ci pregheremo a seguirti. Ho sentito che da allora sei diventato grande comandante vittorioso e poi ministro, che hai studiato dittatori e tra anni ne hai fatti e che adesso tutto il mondo ti conosce, ma non piace di pensare alla tua voglia di partire, alla moto caricata all'impossibile, agli scherzi e andare alla stupida avventura, è un bel modo per dire libertà. Addio il capolino.
ancora più rame di prima. Se non sei ancora stanchi non si stancheranno mai, non fermano con gli spari, non li fermano con le tv, sono i veri siciliani e non si fermeranno più. Nel mondo di stata solidarietà hanno chiesto perché negli altri hanno guardato sbarcare i parà, bambinato sono posante non so quanti altri quartieri, io vanno sbarcato gli appalti, la mafia riapre i cantieri. Lo so se non avremo coraggio, se prenderemo la via del nord, la veglia ancora delle palle, fare il culo tutti voi, perché nella mano del segno perduto. Sono molti fortunati, 31-40 persone di cui 38 ti sei